Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Incendio nell'aeroporto Fontanarossa di Catania, panico tra i passeggeri in fuga ma non si registrano feriti. Il racconto di una testimone: era tutto al buio, non è suonato nessun allarme. Evacuato lo scalo che rimarrà chiuso fino alle 14 di mercoledì. La procura ha aperto un'inchiesta. Passeggeri abbandonati a se stessi, comunicazioni lacunose, l'AD della SAC replica le polemiche, danni marginali, nessun ritardo nella procedura. Centinaia di voli cancellati, le compagnie cercano scali alternativi, il rischio dell'overbooking nella caccia alle prenotazioni per i giorni successivi. Stop ai soldi dei clan per le famiglie dei carcerati. Per la prima volta si applica a questi casi il reato di ricettazione. Nel blitz contro il mandamento di Portanuova, 20 gli arresti. Sopralluogo del ministro Musumeci al cimitero dei Rotoli di Palermo. Dopo la sistemazione delle bare insepolte, adesso è lotta alle tombe abusive. Giorgia incanta il Teatro Greco di Siracusa per l'unica tappa siciliana del suo Blue Outdoor Tour. Tra classici e nuove hit, la cantautrice romana riesce a far dimenticare il caldo di una torrida notte. Calcio, Catania sempre attivo sul mercato, si attende l'ufficialità per l'acquisto di 3 centrocampisti e 2 attaccanti. La Neri continua il lavoro per completare l'organico in vista del ritiro. Buongiorno e benvenuti a questa edizione. Dunque è stata una notte di terrore all'aeroporto di Catania, dove attorno a mezzanotte è divampato un incendio, panico tra i passeggeri nei terminal invaso dal fumo. Lo scalo rimarrà chiuso fino a mercoledì, la procura ha aperto un'inchiesta, ma per tutti i dettagli andiamo in diretta all'aeroporto, dove per noi da stamattina c'è Orazio Longo. Orazio. Buongiorno Lorena, buongiorno ai nostri telespettatori. Questo, quello che vedete dietro di me, è quello che rimane della porta est del terminal A, il terminal degli arrivi a Fontanarossa, all'aeroporto di Catania. Come potete vedere è completamente distrutta, sono saltati i vetri, anche i muri sono del tutto anneriti ed è assolutamente in una situazione drammatica, insomma. Questo perché quello che è successo questa notte è stato molto tragico. Io andrei immediatamente a vedere il servizio che ricostruisce appunto l'incendio di questa notte. Alle 23:29 scatta l'allarme, fuoco nel terminal A dell'aeroporto di Catania, al piano terra, zona arrivi, in corrispondenza della porta est. Passano meno di 2 minuti, secondo il racconto di chi era presente in aerostazione. 2 minuti e il fuoco diventa incontrollabile. Il fumo nero soffocante avvolge tutto, arriva sino al piano superiore, alle partenze. Lì ci sono i passeggeri di un volo per Casablanca in Marocco e quelli diretti a Venezia. È panico tra i passeggeri e non solo, c'è grande concitazione. Si cerca di scappare nel fuggi-fuggi collettivo, quasi nel buio del fumo c'è chi grida, chi piange, spinto all'esterno dal personale della sicurezza che urla fuori, fuori tutti. Ecco come raccontano quei momenti alcuni dei turisti presenti al momento dell'incendio. Voi dovevate andare a Venezia, ma eravate qua. Eravamo al gate, pronti, avevamo già oltrepassato il gate, aspettavamo che aprissero le porte per salire sull'aereo. A un certo punto iniziamo a sentire urla, uscite, 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 non è suonato nessun allarme. Abbiamo iniziato a vedere il fumo nero, siamo corsi verso le piste e la scena era surreale proprio, perché eravamo tutti in pista. Quindi tanto fumo? Sì, cioè l'aeroporto era completamente nero, come se ci fossero tutte le luci spente. Impressionante. Alle 10:30 sono arrivato qua per entrare, sono fermato davanti alla porta e ho visto il fumo nero, tutto. Ci sono amici miei che sono di dentro, tutti marocchini, sono usciti scappati di fuori e dopo siamo usciti fuori, il fuoco è ancora acceso, non si vede niente, spento l'aeroporto, spento tutto. E da là non abbiamo saputo niente, siamo scesi giù, siamo andati là vicino dove ci sono i polmini. Siamo rimasti là fino alle 3:30, 4, dopo l'hanno portata a noi qua e ancora stiamo aspettando come la situazione. Stamattina che vi hanno detto? Niente, ancora non ho dato notizia a nessuno. 3 ore ci sono volute ai vigili del fuoco di Catania per domare le fiamme, 3 ore di duro lavoro, 1 per spegnere le fiamme, 2 per bonificare l'area. Alla fine la conta dei danni è impietosa, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, solo qualche persona intossicata e sotto shock.
Ancora tutte da stabilire le cause dell'incendio, che però sembrerebbero dovute al malfunzionamento di un climatizzatore andato in cortocircuito. La Procura della Repubblica di Catania ha annunciato che aprirà un'inchiesta sull'accaduto. L'aerostazione intanto rimane chiusa almeno fino a mercoledì alle 14. Vigili del fuoco che sono ancora al lavoro qui, come potete vedere alle mie spalle, Lorena, e che stanno proseguendo con i lavori di bonifica. Ti restituisco la linea. Grazie Orazio, torniamo da te poi più tardi per ulteriori aggiornamenti. Intanto, continuando con l'incendio di Fontanarossa, avete capito che c'è stata molta confusione tra passeggeri e polemiche generalizzate fra gli utenti e a tutto questo, a queste polemiche, l'amministratore della SAC replica: la procedura però è stata rispettata. Sentiamo Luca Ciliberti. Confusione, smarrimento, il fumo che nebbia la vista e spaventa chi si trova all'interno del terminal A dello scalo di Catania. Nel frattempo, fuori, la comunicazione social va in tilt. Questi sono alcuni post del canale dell'aeroporto di Catania che annunciano prima la chiusura dello scalo fino alle 8 del lunedì 17, poi alle 14 sempre di lunedì 17 e infine la chiusura definitiva fino a mercoledì prossimo alle 14. Lo smarrimento corre in rete. Niente, nessuna informazione, assolutamente no. È incredibile, non ci crede. Tra i passeggeri è il caos, ma le polemiche continuano e se fosse successo nelle ore di punta, qualcuno azzarda che alla base dell'incendio ci sia l'incuria. A Leoni da Tastiera risponde perentorio l'amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi. I social spesso sono figli di Umberto Eco, purtroppo l'abbiamo detto, smentiamo assolutamente, la procedura di emergenza è stata perfettamente seguita e per questo ero partito ringraziando le forze dell'ordine e soprattutto in testa ai vigili del fuoco, che sono stati rapidi, celeri ed efficaci. L'intervento dei vigili del fuoco ha circoscritto e immediatamente domato le fiamme, non ci sono stati problemi di alcun genere e ripeto, nessuno ha avuto problemi di salute di alcun genere. Eppure sulle incurie diffuse nello scalo Etneo noi raccogliamo spesso segnalazioni dei telespettatori. Queste sono ad esempio le bocchette dell'aria condizionata al terminal arrivi proprio sul piano in cui si è verificato l'incendio. Questi invece sono gli autobus che collegano i terminal agli aeromobili. Sporcizia ovunque. O ancora le scalette di pista con i gradini arrugginiti e i finger senza aria condizionata. Anche queste sono foto di uno scalo forse troppo piccolo per il traffico di 10 milioni di passeggeri generato ogni anno. Ma torniamo all'emergenza di oggi e di prossimi giorni, con centinaia se non migliaia di passeggeri in arrivo e in partenza da Catania. Per loro solo indicazioni vaghe dalle compagnie, i terminal restano fuori uso e i passeggeri desolati attendono di trovare una soluzione. Sentiamo Roberta Lunghi. Siamo spiacenti di informarti che il tuo volo del 17 luglio 2023 è stato cancellato. Se viaggi con altri, informali di questa cancellazione. Con questa mail i passeggeri di Ryanair in volo su e da Catania sono stati informati dell'impossibilità di atterrare o partire da Fontanarossa nella giornata di oggi. Anche la collega Emanuela Corsi non sa quando e come potrà rientrare a Catania da Genova. Il problema adesso è che non ci sono posti disponibili sui prossimi voli sino a venerdì sera. Un'altra alternativa potrebbe essere quella di cambiare l'aeroporto di destinazione e quindi non fare scalo a Fontanarossa a Catania, ma invece di atterrare nel mio caso a Palermo, con tutte le conseguenze poi del caso. Nessun passeggero da nessuna compagnia aerea ha al momento ricevuto altra comunicazione rispetto alla notizia via mail adottata anche da Wizz Air e da ITA di cancellazione o di possibilità di richiesta di rimborso. A Fontanarossa al momento sono fuori uso i terminali e dunque quella del Banco di Competenza per le Informazioni SAC resta solo un presidio di assistenza ai passeggeri, ma di soluzioni neanche l'ombra. È un'ora che giro, nessuno mi sa dare informazioni, mi devo arrangiare a trovare un numero. Io ho un volo con la Lufthansa, devo contattare la Lufthansa. Secondo EasyJet il nostro volo parte in orario oggi da Catania alle 18. Speriamo in un rimborso, anche se l'assistenza clienti di EasyJet è nulla. La riorganizzazione con l'eventuale spostamento del flusso aereo su Palermo e Comiso è un fatto che richiede tempo, ancora più in un momento di forte congestione. Il pericolo nasce adesso dalla riprogrammazione autonoma dei voli da parte dei passeggeri, per cui si rischia il cosiddetto overbooking, e cioè prenotazioni accettate al di sopra dei posti disponibili. Un ulteriore caos, dunque, potrebbe essere dietro l'angolo.
Chiudiamo per ora questa ampia pagina dedicata all'incendio allo scalo di Fontanarossa a Catania e i conseguenti disagi per i passeggeri. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo dopo con le altre notizie del telegiornale. Ed eccoci in studio con le altre notizie del telegiornale. La prassi dei clan di sostenere le famiglie dei carcerati inviando denaro configura il reato di ricettazione. Per la prima volta l'ipotesi è stata applicata nel blitz contro il mandamento palermitano di Porta Nuova. Sentiamo Maglio Viola. Usare i soldi che le famiglie mafiose concedono ai parenti dei carcerati per il sostentamento configura il reato di riciclaggio. Per la prima volta finiscono sotto accusa anche i parenti dei carcerati per mafia e finiscono sotto sequestro i soldi destinati a loro. È il risultato dell'operazione Vincolo condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, che hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare, di cui 7 in carcere, 2 obblighi di dimora, 11 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti nei confronti di esponenti ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa di Porta Nuova. Le accuse sono di associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio, ricettazione, favoreggiamento personale, porto abusivo d'armi, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini sono scaturite dal fermo per l'omicidio di Giuseppe Incontrera del 5 luglio dello scorso anno, ma anche da diverse altre operazioni, Vento e 22 sempre di luglio dello scorso anno, ma anche come prosecuzione delle operazioni di dicembre del 2022 e del febbraio 2023, Operazione Centro e Centro 2. Estorsioni e droga erano gli affari dell'intero gruppo. Le indagini hanno consentito di ricostruire un'estorsione ai danni di un imprenditore nel settore delle scommesse sportive e delineare la struttura dell'associazione direttamente collegata al mandamento mafioso, responsabile di un fiorente traffico di cocaina, eroina, hashish, marijuana e crack. Investe con l'auto la ex e poi fugge. La notte scorsa alla periferia di Marsala un uomo di 28 anni, Giuseppe Rallo, ha investito la compagna in monopattino che qualche mese fa aveva lasciato l'abitazione comune, stanca delle continue violenze subite. La donna ha riportato la frattura della gamba, l'uomo è stato fermato, per lui potrebbe scattare l'accusa di lesioni gravissime o di tentato omicidio. Il ministro per la protezione civile oggi a Palermo al cimitero dei Rotoli per un sopralluogo nel luogo simbolo delle emergenze cimiteriali. Marco Gullà. Una picconata alle tombe abusive dopo lo svuotamento dei depositi dove giacevano centinaia di bare. Al cimitero dei Rotoli di Palermo si lavora per mettere fine ad un'altra emergenza, quella appunto delle tombe abusive, e per l'occasione era presente anche il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, emergenza quindi ormai terminata in un cimitero che è stata la fotografia grigia degli ultimi anni di amministrazione Orlando. L'amministrazione comunale di Palermo ha fatto in 6 mesi quello che non è stato fatto in 6 anni. Il primo atto che ho compiuto da Ministro per la Protezione Civile è stato la messa a disposizione dell'amministrazione comunale, della gestione commissariale, una risorsa finanziaria di 2 milioni di euro e una scadenza di 1 anno. Credevo che 1 anno potesse essere sufficiente, mi sono sbagliato, in 6 mesi sono riusciti a fare davvero miracoli. Musumeci torna su quella che è stata un'emergenza indecorosa per la Sicilia e per Palermo. Davvero sono felice di avere potuto per la mia terra fare quello che era necessario fare e mi compiaccio, sono qui anche per questo, mi compiaccio con l'amministrazione comunale per questo sforzo in termini di efficienza, in termini di organizzazione. Forniamo un'ulteriore affermazione della legalità procedendo all'inizio delle operazioni di abbattimento di 72 sepolture abusive che per decenni non sono state mai oggetto di una rimozione strutturale, ma anzi inopinatamente sono state anche utilizzate dalla stessa amministrazione in tornate successive per in qualche modo non ridurre il numero delle sepolture disponibili. Nelle prossime settimane altro passo, verrà riattivato il forno crematorio. E siamo agli spettacoli al Teatro Greco di Siracusa. Ieri sera sold out per il concerto di Giorgia, con adulti e ragazzi che hanno sfidato il caldo pur di cantare e ballare i pezzi più belli della cantautrice romana. Roberta Lunghi.
L'unico concerto siciliano di Giorgia ha illuminato il Teatro Greco di Siracusa. È bastata la sua voce unica a rendere magica una afosa serata di luglio e sono bastate le sue canzoni a mettere il caldo in secondo piano già dall'inizio, con un brano emblema della vita dell'artista, Gocce di memoria. Il suo Blue Live Outdoor, viaggio nei più spettacolari festival estivi d'Italia e fusione tra la bellezza dei luoghi e le nuove libere sonorità del suo ultimo album Blue, capace di mescolare ritmi contemporanei e venature R&B in canzoni non confinate in etichette preconfezionate. In una scaletta ricca di ricordi, omaggi, canzoni da ballare, non manca lo spazio per il suo grande ritorno sanremese, con parole dette male. A spezzare il buio nella cavea del Colle Temenite, oltre ai fari, le immancabili torce dei cellulari. L'atmosfera così è ancora più bella e naturalmente c'è chi immortala qualche spezzone per dire «io c'ero». La lunga estate di musica non finisce qui. Da Palermo a Taormina, passando per Catania e Siracusa, tanti gli artisti che hanno scelto la Sicilia per il loro tour. Il calore dei siciliani lo ha ricordato anche Giorgia, tra gli applausi degli oltre 4.000 spettatori. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva. Catania sempre attivo sul mercato, le trattative per 3 centrocampisti e 2 attaccanti sono già state definite, si attende l'ufficialità. La Neri continua il lavoro per completare l'organico in vista del ritiro. Marco Carli. Prende forma il Catania della Serie C. Dopo Chiricò e prima dell'avvio del ritiro sono stati già perfezionati altri arrivi. In un caso si tratta di un ritorno, quello di Marco Chiarella, grande finale di stagione l'anno scorso con 5 gol come quello bellissimo che vedete realizzato con la Vibonese, 3 assist. Il DS Laneri ha trovato l'accordo con il Pescara, il valore è doppio perché adesso il giovane è anche di proprietà del Catania. Poi c'è un trio a centrocampo. Di Michele Rocca si sa da tempo, classe 1996, ultima esperienza a Novara, 3 reti e 2 assist. L'obiettivo è costruire una squadra pronta ma che possa anche rappresentare la base per il futuro. Riccardo Ladinetti ad esempio è un classe 2000 che va a dare l'impronta al centrocampo. Sardo, scuola Cagliari, ottima stagione a Pontedera, un gol bellissimo che vediamo ma anche tanta sostanza. Roberto Zammarini, altro classe 1996 svincolato dal Pordenone, mediano e mezzala nell'ultima stagione praticamente sempre presente e una carriera che dal Mantova l'ha portato anche a Pisa. 3 innesti di valore per il centrocampo nel momento in cui Lodi ufficializza l'addio e oltre a Chiarella un altro giovane pronto per l'attacco nel 4-3-3 di Tabiani è Milos Bocic, serbo, classe 2000 lanciato dall'Udinese, buona prima metà di stagione scorsa a Frosinone in B e in arrivo dal Pescara. Anche il suo cartellino diventa totalmente di proprietà del Catania. La Neri continua a lavorare, gli obiettivi non mancano, in porta, in difesa con 2 centrali, Quaini e Tiritello, Cuomo e Salvatore Monaco, i nomi accostati al Catania, e in attacco dove deve arrivare il bomber e si punta anche ad un altro giovane che completi il reparto da affidare dal prossimo fine settimana a Tabiani e al suo staff. E prima di chiudere torniamo in diretta all'aeroporto di Catania con Orazio Longo per gli ultimi aggiornamenti dopo l'incendio di ieri sera. Aggiornamenti che vedono ancora i passeggeri rimasti a terra attendere di conoscere il loro destino. Poco fa una speranza si era accesa perché 2 aerei sono stati visti prendere il volo qui dall'aeroporto. In realtà si tratta dei velivoli vuoti che ritornano alla propria destinazione. La speranza purtroppo per i passeggeri si è spenta. Ricordiamo anche che in questo momento la strada che porta all'aeroporto di Fontanarossa, cioè via Fontanarossa, è chiusa all'altezza della rotonda, possono passare solo gli autobus di linea e i mezzi autorizzati, mentre altri autobus non di linea sono stati approntati per trasportare, appena si conoscerà il dove e il quando, i passeggeri negli aeroporti eventualmente di Palermo e di Comiso per essere ricollocati. A te la linea.
Grazie ad Orazio Longo che ha seguito per noi da stamattina tutti gli avvenimenti. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni, anche perché in questo momento è in corso una riunione di emergenza, un vertice in prefettura. Grazie ancora per averci seguiti, a tutti un buon pomeriggio.